Registriamo positivamente questo aspetto, che finalmente stamattina sciolgono la riserva e quindi prendono atto che il personale in forza è tutto necessario e almeno questi 21 licenziamenti non ci saranno. Hanno tirato su un sospiro di sollievo i 21 operatori ecologici che sarebbero stati licenziati se l'ordinanza fosse stata attuata. Un comparto, quella della nettezza urbana, che certamente sta battendo i pugni, facendo sentire forte e chiaro il disagio che questi lavoratori vivono. Lo sciopero di queste giornate, che sta letteralmente infognando Agrigento in un agglomerato di rifiuti sparsi per tutta la città, ha sempre lo stesso motivo alla base: mancata retribuzione delle mensilità arretrate. Nel dettaglio, questa volta è la mensilità di agosto ad essere rivendicata, una questione facilmente prevedibile secondo Alfonso Buscemi, segretario provinciale per la funzione pubblica della CGIL di Agrigento. Da tempo avevamo noi sollecitato una soluzione al problema economico, perché l'amministrazione si era illusa che avesse risolto il problema. Già a febbraio avevamo scritto che a settembre non ci sarebbero stati in cassa i soldi per il pagamento degli stipendi, però il regolamento per emettere la bollettazione sui rifiuti l'hanno fatto solo a fine luglio. È chiaro che, come avevamo detto, purtroppo i soldi non ci sono. Non è tollerabile che, mentre la legge europea ci obbliga a raggiungere nel breve periodo e quindi fra qualche anno il 65% della differenziata, noi siamo fermi ancora a cifre ridicole, il 5, il 7, l'8%, con tutto quello che ci può essere dentro. Quindi sulla differenziata bisogna incidere, perché ormai è risaputo che si risparmia rispetto ai costi della gestione, e poi verificare, anche se qui molto è stato fatto negli ultimi 3-4 anni, anche le spese superflue, con l'eliminazione dei consigli di amministrazione dove si pagavano 7 stipendi, dove si davano incarichi a decine di esperti, consulenti e altro, lì c'erano tanti soldi che andavano via. Per fortuna tutto questo ormai è ridotto all'osso, non ci sono più stipendi per la gestione politico-amministrativa. Ma c'è di più: manca l'accordo tra l'ente e le ditte che gestiscono il servizio rispetto al pagamento dei crediti. La proposta municipale è che alle società verrà versato subito la metà del dovuto, dilazionando il resto nel tempo, in attesa di incassare la seconda rata Tari e a dicembre calcolare il resto in conguaglio, sebbene dopo la bocciatura dell'Aula non si tratterà appunto della tassa sui rifiuti, ma di qualcosa che assomiglia nei numeri e nella forma alla vecchia Tarsu. Una proposta che pare alle ditte non vogliano accogliere, sebbene nel pomeriggio di ieri il commissario Luciano Giammanco ha firmato un'ordinanza di proroga dell'affidamento ai SEDA, SEAP e Progeo fino al 31 gennaio 2015.